Buondì cari amici di Maratona Veneta, benvenuti. La parola d'anco, la parola veneta modeo, che aveva fatto subito notare che la parte esterna della venetofonia, che è dove che si parla veneto, a se può dire anche model. Gli stessi che dice model, di solito gli dice il cappell, gli dice, non so, l'arsenal, il bocal, e chi sei? Quelli che dice modeo, di solito è il centro del Veneto. Quelli che invece dice model, solitamente, a parte Rovigotto, che caccia invece dal centro del Veneto, e dice modeo, quelli paratorno solitamente gli dice model. Però dice modelli veronesi, i veneziani, i trevisani de Sanca, ma anche i trevisani più in generale, i beunesi, gli dice modelli. Qua sopra invece è una roba un fia differente, che è qui che dopara la L piena, se territori che viene descrivesti come fa ex Simbri o ancora Simbri, dove che la L non ha mia tendenza a svampirsi, ma neanche non casca la vocale. E ora sostanzialmente potremmo dire che c'è tre possibilità in Veneto: la L tagliata, la L che finisce con la vocale e la L che finisce senza vocale. Boh, ecco il modeo della L veneta. E perché dico questa roba qua? Perché dopo la parola modeo? Modeo è il diminutivo del modus. Modus può voler dire in latino misura. Di conseguenza, quando parliamo di un modeo, parliamo di un modeo di riferimento, un modeo statistico, una misura. Ma in realtà anche sto metro qua, no? Che è per definizione esatto, scientifico, preciso, non esiste. Mi dà un'idea di spazio e di tempo. Guardi, vorrei solo pensare, di spazio, scusate. Vorrei solo pensare, sto metro, se lo metto a 100 gradi di temperatura, l'aria si slunga, se lo metto a macro e si scurta, tutto il soggetto a variazione. Dunque, cosa sia un modeo? Un modeo è un'idea, è quello che noi altri possiamo tendere a che roba là, ma non la si realizza mai in realtà. La realtà la è multiforme ed è conseguenza che solo da accettarla e da normarla. Se che pensate, anche in italiano, che è una lingua fortemente normata, esiste dei contesti dove che la L la fa cascare la vocale finale. Per esempio, il sole è bello in italiano, oppure c'è un bel sole. Ecco, anche questa roba qua diciamo, una possibile varietà interna dell'italiano, che l'italiano è legato a sua occasione grammaticale, per gli altri invece le due robe le è abbastanza intercambiabili. E la è una questione, non c'è difficoltà di apprendimento. Uno può dire no, madonna, qua allora, signor Benedetto, adesso uno dice una roba, uno dice così, come faremo a fare le leggi in Veneto? Ma non vorrei mica pensare che il problema della legge sia se te dici il modello, o te dici il modello, o te dici il modeo. Non c'è nessuna questione semantica di comprensione su questa roba qua, anzi, c'è veramente nessun problema, piuttosto si è grado a ragionare dei sinonimi, dei termini, come che d'altronde capita anche all'italiano. Tutti i giudici di ogni stato cosa hai da fare? Da interpretare la parola scritta che ha fatto il legislatore. Di conseguenza, provo a immaginare voi altri, cosa che vuol dire che il Veneto senza problemi, anche a domani mattina, si potrebbe fare lei del Regione Veneto in Veneto. Allora, anche per quello che abbiamo fatto, questa parola è particolarmente importante. Abbiamo fatto la lezione, è tutto importante forse, però sta qua mi piace particolarmente. Abbiamo fatto la lezione 35, cos'è una lezione? Non so, il passo 35 della maratona, così ci vediamo domani. Ciao ciao ciao.